Grazie di essere presenti a quelli che sono qui fisicamente e grazie anche a chi è collegato online e che potrà seguire il nostro lavoro da casa. Due brevissime parole solo per introdurre le persone che sono accanto a me, e cioè il professor Crampera, che è il nostro ospite in realtà perché è il direttore dell'ematologia di questo ospedale, e il dottor Lovato, che è il presidente dell'AIL, che è un po' la casa madre di tutte le patologie ematologiche per altri aspetti. Io non voglio portare via tempo, passo direttamente la parola al professor Crampera e ci risentiamo dopo. Grazie. Vicino. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito a portare i saluti al vostro convegno. Io sono sempre presente ai convegni organizzati da associazioni di volontariato o in qualche modo quelle che un tempo venivano chiamate onlus, che ormai non si chiamano più così, perché ritengo sia importante il contatto tra chi fa clinica, quindi si occupa di pazienti, e le associazioni dei fruitori dei servizi che noi eroghiamo, un po' per avere quello che con l'inglesismo si chiama feedback, cioè per avere un'idea se i servizi che vengono erogati siano all'altezza delle aspettative e soprattutto rispondano ai bisogni. Noi per preparazione siamo abituati sempre a pensare in termini di percentuali, di sopravvivenza, di successo, di efficacia, eccetera. In realtà quando si ha così il colloquio con i pazienti, molto spesso dall'altra parte, più che sentir parlare di percentuali, si vuole sentir parlare di qualità di vita. Quindi è essenziale che ci sia un ritorno di questo tipo anche da parte sia degli stessi pazienti che da parte anche dei fruitori. Nella giornata di oggi ci sono due miei collaboratori che parleranno, la dottoressa Tanasi, che da anni si occupa di mielodisplasie e che fa parte anche a livello regionale del gruppo di lavoro che è coordinato appunto da il dottor Binotto, che parlerà anche lui oggi, e il dottor Tamellini, che si occupa nella nostra unità operativa complessa della gestione dell'assistenza domiciliare, di cui sicuramente signor Lovato parlerà nel suo intervento. Quindi benvenuti, è importante che ci sia questo rapporto e auguri di un ottimo convegno che sia molto interattivo, molto utile anche per, ripeto, darci delle indicazioni su quello che stiamo facendo, se va bene oppure no. Grazie professore, adesso passo la parola al dottor Lovato. Grazie ingegner Caffiero e grazie anche per l'invito. Penso sia importante incontrarci qui oggi perché stiamo parlando di due realtà associative che svolgono il loro guardo verso i pazienti, verso le loro necessità, in modo diverso, ma comunque insieme raggiungono un obiettivo ed è fondamentale. La PS lo fa attraverso un percorso importante che è quello di un confronto tra pazienti, caregiver e personale medico, fornendo informazioni, fornendo indicazioni, fornendo supporto, ed è fondamentale. E noi in AIL siamo nati prima, siamo strutturati un po' in modo diverso, ma siamo complementari e possiamo dare un qualcosa di diverso. Prima il professor Crampera, ad esempio, faceva cenno all'assistenza domiciliare, un'assistenza domiciliare molto importante che vede coinvolti 2-3 infermieri, una decina di medici. Il dottor Tamellini, come diceva il professor Crampera, è il nostro referente, ma poco prima lo è stata la dottoressa Tanasi prima di rimanere a casa in gravidanza, per cui per dare continuità a questo che è uno dei tanti percorsi che l'AIL ha realizzato, insomma, c'era bisogno di una sostituzione. Stiamo più o meno seguendo un centinaio di pazienti in questo periodo. Di questi pazienti probabilmente il 70-75%
sono pazienti con mielodisplasie o mielomi e di conseguenza ben conosciamo quelle che sono le loro necessità. È importante essere presenti, è importante prendersi cura di loro, farlo attraverso sicuramente il supporto domiciliare, ma anche attraverso il supporto psicologico, e non solo per i pazienti, ma anche per le persone che gravitano attorno a queste, perché in realtà quando una persona sta male non è coinvolta solo lei, è coinvolto l'entourage familiare, che quando va bene è composto da una famiglia, quando non va bene, come posso dire, ci sono dei caregiver che possono avere anche difficoltà differenti, difficoltà linguistiche, fanno fatica a capire ciò che cerchi di proporre loro e le indicazioni che fornisci, insomma. Di conseguenza tutti insieme a SIM è importante raggiungere l'obiettivo, è importante fare sensibilizzazione, è importante formare. Prima con l'ingegner Caffiero dicevamo che una delle problematiche più importanti che incontriamo indistintamente tutti oggi è che il paziente, come posso dire, si fa quasi autodiagnosi andando a cercare su internet. È la normalità, viviamo nell'era della tecnologia e alle volte si prendono anche degli abbagli. Non possiamo dimenticarci che in tutto questo percorso la presenza è vitale, è fondamentale, perché genera empatia, crea un contatto diretto che può scardinare alcune informazioni che possono essere anche fuorvianti. Essere presenti vuol dire trovare la modalità per raggiungere l'obiettivo anche nell'era della tecnologia, incontrarci. Questo è uno di questi casi ed è basilare. Senza di questo non se ne esce. Per cui io vi auguro veramente un buon lavoro. Sono certo che in questo evento, come in altri che avete organizzato in giro per l'Italia, prima parlavamo della professoressa Specchia, per cui Bari siete stati anche là, insomma, tutto ciò che riuscite a fare è fondamentale per queste persone. Ne hanno necessità, hanno bisogno di essere accompagnati e hanno bisogno, fatemi usare un termine forse un po' forte, anche di essere coccolati. Sono soli, sono abbandonati, vivono le difficoltà. Questi, come tutti gli altri pazienti che hanno patologie ematologiche e non solo, perché per ognuno di noi, quando sta male, la sua malattia, anche se è molto banale, è il suo 100, è il suo tutto. Grazie. Bene. Riprendendo la nostra agenda, è giusto adesso darvi qualche indicazione, anche se molti di voi ne hanno già una buona idea, cosa è AIPASIM, cosa fa e perché si muove in questo contesto. Allora, AIPASIM nasce circa 10 anni fa ormai, e nasce per iniziativa di un gruppo di pazienti e di alcuni medici di Niguarda. L'obiettivo era quello, come ha già accennato anche il dottor Lovato, di fornire informazione, supporto e, entro limiti possibili, assistenza a una categoria di malati che non è numericamente molto numerosa, ma che è abbastanza specifica, abbastanza diversa, e ha delle esigenze sia di tipo terapeutico che di tipo assistenziale che sono in parte comuni ad altre forme patologiche, ma che comunque caratterizzano questa malattia in modo preciso. Questa associazione si è sviluppata su alcune attività fondamentali. La prima è quella di cui oggi abbiamo un esempio, delle riunioni fatte in presenza e in remoto con i pazienti di diverse zone. Perché questo? Perché ci siamo, per forza di cose, non essendo molto numerosi, abbiamo pazienti iscritti, persone conosciute su tutto il territorio nazionale, ovviamente non molto mobili, quindi abbiamo cercato di portare noi la nostra presenza nelle varie regioni e quindi ogni anno in 1, 2, 3 sedi, a seconda delle
circostanze abbiamo fatto e facciamo riunioni di questo genere in cui si esaminano le problematiche tipiche di una patologia, si discutono le evoluzioni della ricerca e soprattutto le evoluzioni, le novità in campo terapeutico, perché anche se la malattia è sempre uguale a se stessa, il modo di affrontarla invece evolve molto, in qualche caso anche molto rapidamente. Accanto a questo ci sono attività di sostegno di tipo psicologico, di tipo diciamo così, informativo, non soltanto per il paziente, ma anche, come si diceva prima, per chi gli sta intorno, la famiglia, il caregiver in particolare, perché la gran parte dei nostri pazienti ha bisogno di un'assistenza più o meno intensa, che fra l'altro non è l'assistenza del traumatizzato che per qualche settimana o qualche mese ha bisogno di qualcuno, ma poi finisce. Il nostro tipo di patologia purtroppo finisce soltanto con la fine della persona, che può essere breve, in qualche caso negativo, o anche di alcuni decenni, però continuerà ad avere bisogno di essere accompagnato, di essere confortato in qualche caso, ma soprattutto orientato nei rapporti con l'ospedale, nei rapporti con i medici, e tutto questo fa parte di un insieme di attività che noi in qualche modo possiamo favorire e possiamo agevolare. C'è un aspetto di tipo anche relazionale con il mondo delle malattie rare e con il mondo della politica sanitaria, dove facendo presenti tutte le esigenze che nascono da una patologia, si cerca di avere qualche miglioramento anche dal punto di vista della normativa. La politica è sempre avara, ovviamente, perché le risorse sono sempre inferiori al necessario, però mettendo sul tavolo in modo concreto e realistico tante esigenze, qualcheduna almeno viene soddisfatta. E questo è una parte del lavoro che noi possiamo fare quanto prima. Quanto prima era il messaggio che mi stavano segnalando. Grazie. Mi fermo un attimo su questo aspetto. Parlerà poi la dottoressa Nosari più ampiamente di altre cose che noi facciamo e che abbiamo fatto, in particolare della ricerca nel campo della qualità della vita, nel campo dell'agevolazione della partecipazione ai trials clinici, ma non voglio togliere materia alla sua relazione che dopo avrà modo di fare. Credo che sia pronto adesso il messaggio della dottoressa Mosco, se ho correttamente letto, e quindi chiedo al tecnico nostro di mandarlo in onda. Gentilissimi partecipanti, autorità, un saluto a nome mio in qualità di consigliere regionale del Veneto. Desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento al presidente Cafiero, alla dottoressa Calmasini e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante momento di incontro e di confronto. Il Veneto continua ad essere un punto di riferimento importante nella cura e nella presa in carico delle malattie rare. Grazie al lavoro straordinario dei professionisti sanitari, delle associazioni dei medici che si prendono cura dei pazienti e delle loro famiglie con grande competenza e con grande umanità. Come Consiglio regionale crediamo fortemente in una sanità vicino alle persone, capaci di fare rete tra ospedale, territorio, ricerca e volontariato. Le malattie rare non sono un tema di nicchia, rappresenta una sfida importante che richiede attenzione, presenza e soprattutto concretezza. Per questo momenti di confronto come quello di oggi sono particolarmente significativi perché mettono insieme competenza ed esperienza con un unico obiettivo: migliorare la qualità della vita dei cittadini. A tutti voi quindi auguro un buon lavoro e un forum ricco di spunti, di consigli, di suggerimenti anche per la Regione Veneto perché possa sostenere sempre di più e meglio realtà come la vostra. Grazie.